Dopo di che sfat, Paoli si slontanò di Atene e all'è a Corint. Lì alchiatà un giudeo di non Aquile, di riunde dal pont, cagliere giuste arrivà dall'Italia con le sue femmine Prisille, da spoda al decret di Claudi, che ora ordinava a duci giudeos di lasin di Rome. Al fase amicizie con loro e, stan che fasevin il stes mistir, all'ea sta e avore lì di loro. Il loro mistir agliere che il di fattendis. Ogni sabide alchiappave le paraule te sinagoghe e al faseve di dut per persuadi giudeos e grecs. Quando arrivarono de Macedonie Sile e Timoteo, Paoli si buttò dome sul predicà, battin cu giudeos che Gesù all'era il Crist. Loro però si fasero inquintri bleste macciant e allora a spaccai sei vestis e urdisè, il vostri san calcoli sul vostri chiaf. Per quel che mi riguarda, noi ci rimproverami e di come in denant o la rai dai paians. Allora io implantà e lei sta lì d'un cer giust, timorà di Dio, che aveva la chiesa taccate de sinagoghe. Crisp, sorestando sinagoghe, al crodet al Signor condutte la soin. E anche tanti altri di Corint, ascoltando Paoli, e accettare in la fede e si fasero in battia. Un ignot, il Signor gli disse a Paolo in una visione, non stave pore, continua a fevelà e non sta a sé, perché io o so con te e nessuno cirarà di fatti malegracis, perché ho tante intone de me bande in queste città. E così Paoli si fermò un anno e mezzo insegnando la paraule di Dio ai paians. Quando cagliere proconsul de Acai e Gallion, i giudei si buttarono in duz quintri di Paoli e lo menarono in tribunal di Sint. Che stomp, al cir di persuadi la inta adorà Dio in tumult che non le permettuto de legge. Paoli stava per rispondere, ma Gallion urdisè ai giudeos, se si trattasse di un delitto o di una roba che non va, ascoltares gli vostri slagnancis, giudeos, come cale just. Ma stan che si tratta di paraulis, di nons e de vostre leggi, rangiaisi vualtris. No voi fate giudici in cantins dal genere, e io parà fuori dal tribunal. Allora, a brincare in sostene, sorestando sinagoghe, e lo chiamarono di pachis denando al tribunal. Ma Gallion non si impacciava in queste questioni. Paoli arrestanci mon piaciuto a Corint, poi a salutare i fradis e si imbarchiò per Sirie. Lo accompagnava in Prisille e Aquile. Si veve fat roccare il chiaf a Cencre per via di una volta. Arrivata a Efeso, alla sala compagnie, a lette sinagoghe e al taccare zonà coi giudeos, che egli domandarono di fermarsi un po' con loro, ma lui rispondè di no. Tal saludai urdisè, se Dio vuol, o tornerai a Tiatau, San Cimò, e al partì di Efeso. Arrivata a Cesarea, alle su a salutare l'eglise di Gerusalemme, poi alle iù in Antiochie. Si fermò un tratto di tempo lì e poi dopo al partì per Galizie e per Frigie, ma li spassa fur per fur da un spirito duci di sepui. Un giudeo di non Apol, di riunde di Alessandrie, agli era arrivata a Efeso. Agli era un nome svel di paraule e che si intendeva de scritturis. Agli era stati insquellate strade dal Signore e, condutte la passione dal suo cur, al predichiave e all'insegnave per fin duce che riguardava Gesù, sebben che al conosceva dome il battesimo di Zoan. Al taccà dunque a predichiare franc te sinagoghe, Prisille e Aquile che lo avevano ascoltato, lo chiolerin con loro e gli spiegarono più ben la strada di Dio. Stan che voleva passare in Acaie, i fradi gli derono coraggio e scriverono ai discepoli di fargli un buon accetto. Arrivato venti là, con gli autori de grazie, urzovà un evore, per via che affrontava i giudeos in pubblico con sgrimie, mostrando a mies de scritturis che Gesù era il Cristo.